Amici bellini, era prevedibile, io ve l'avevo detto, però voi dovreste essere, insomma, ricordarelli e dire effettivamente tu avevi detto di non metterci la speranza perché non succederà niente. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Sono onesti, ma rumori incredibili, rumori. What am I doing? Cosa sto facendo? Ah? Alex, say hello to Italy. Buonasera. It's so good. It's so good. Allora, avete visto? Allora io sono onesto, perché altrimenti potevo anche non postarlo, il video del rigore dove la tiro basso centrale, proprio male proprio. Però mi diverte il fatto che sia tornato a giocare a pallone, vedete, ho preso pure un po' di sole sul naso. Iscrivetevi al canale Little Black 14, benvenuti, lasciate 500 like che vi scordate sempre, iscrivetevi al canale voi nuovi perché adesso io mi organizzerò proprio con le telecamere, faremo gli allenamenti a New York perché voglio farlo ogni settimana, mi devo mettere in forma, non esiste proprio. E perché vado a giocare a pallone con amici 3 contro 3, regole che non ci azzeccano niente, non ci sono i portieri volati? Perché non me lo faranno odiare il calcio, io lo amo il calcio, io continuo a pensare che sia un gioco bellissimo, che può essere emozionante, che può garantire delle cose. Abbiamo giocato 3 contro 3, ho perso, la squadra mia ha perso, loro pensavano all'italiano, no, ma non ho mai visto, ma sto a Piez, fumo come un abbiamo perso 4-3, però io ho fatto a un certo punto un dribbling e un assist che per me da terzinaccio non c'è male, ho fatto proprio un assist, lo metto sulla testa e poi dopo mi dovete credere quando vi dico, perché vi ho fatto vedere il rigore sbagliato. Il secondo rigore, quando ho detto vabbè questo non lo registra, ho buttato una cagliosa nel set, sai quei tiri di mezzo esterno tutto a salire proprio nel set, bellissimo. Non è stato registrato ovviamente, perché questo è il calcio. Il calcio è questo, le cose belle che non le vedi mai. Però poi non sono rigori perché era al limite dell'area di rigore, il pallone sgonfio, le scarpette, mi sto giustificando, non ha importanza. Non giudicherò mai più uno che tira un calcio di punizione male o un rigore male, perché bisogna giocare a pallone per capire quanto è lontana quella porta. Signori, il calcio non me lo faranno odiare, nonostante la UEFA. Allora, io ho portato il vino, qualcuno mi può portare i Tarallucci? È un vino californiano, non facciamo vedere, non è product placement. Qualcuno portasse i Tarallucci perché è roba da Napoli, li voglio. Un sorsino, un morsino e il Taralluccio. Niente, non fanno niente, ve l'avevamo detto, lo sapevamo già, non facevano niente, perché quello Ceferino può urlare, può starnazzare quanto vuole lui. Ma cosa vi avevo detto io nei video precedenti? Non dipende da lui, perché lui mette già le mani avanti e dice comunque c'è una commissione indipendente, non vi posso dire io quali saranno le punizioni, per me loro sono morti, proprio Agnelli, proprio il peggiore, non succede niente, tutto bloccato on hold, nel senso che sospesa l'idea della punizione perché poi si devono organizzare per la Champions, non possono fare una cosa, ma si sapeva già, almeno lì era l'intuizione nostra, probabilmente lo sapeva pure De Laurentiis, e quindi fammi subito fare il tweet di smentite. Non sono arrivati tweet ieri, com'è possibile? Qualcuno avrà detto qualcosa da smentire? No, vabbè, ieri un po' di silenzio. C'era questa diatriba, no? Qualcuno diceva, ma hai visto la Lazio come presenta Sarri? E noi abbiamo fatto la solita frasetta, benvenuto Spalletti, eccetera eccetera, invece la Lazio ha messo tutte le emoji. Vabbè, voglio dire, sì, anche io vorrei un'attività da social media un pochino più fresca, un poco più anche giovanile, però non cambia nulla. Che dovevi mettere il capocchione di spalle? Che motivo? Sarri rappresenta quei simboli e quindi ovviamente lo sfruttano anche per questo, ma il problema non è tanto la vita da social media. Il problema è che mentre vediamo una UEFA che si mette a 90 gradi e dice no scusa, anzi probabilmente li premieranno pure, li promuoveranno
li chiameranno col loro nome la prossima Champions League, la Super Champions League della Lega di Perez, Agnelli e del Barcellona. Contemporaneamente c'è un campionato dove invece le cose vanno diversamente e le Big Six, cioè quelle là che avevano accettato la Superlega e poi se la sono tirata dietro, sono state punite dalla Premier League nonostante loro se ne fossero usciti in fretta e furia dopo le proteste dei tifosi eccetera eccetera. Sono una punizione che bisogna dire però è simbolica, perché sono 22 milioni di sterline diviso 6, quindi 3,6 più o meno periodico, fatto il calcolo, non è che lo so, a testa, che verranno distribuiti per fare cose calcistiche, non vengono distribuiti alle squadre, fanno dei campeggi, insomma roba sociale del calcio in Inghilterra. Però la cosa interessante è che anche simbolicamente la punizione c'è, non mi interessa che tu ti sia tirato indietro, alla fine devi essere punito perché non esiste proprio, e c'è poi una clausola, una postilla dove dice se lo rifate, se avete intenzione di riorganizzarvi, e questo viene a margine della notizia della UEFA che non punisce, perché noi subito pensiamo la UEFA non punisce, questi mo subito la fanno, la Superlega si riorganizzeranno, probabilmente non, vedi le notifiche, iscrivetevi al canale Telegram così poi io vi trovo se siete abbonati ai abbonati bellini, perché gli altri due li devo cancellare, fate i bravi. Qual è il problema? È che la Superlega non lo faranno magari quest'anno, ma l'anno prossimo probabilmente si riorganizzeranno. La Premier dice, e dobbiamo vedere se manterrà la parola, se voi vi riorganizzate così 25 milioni di sterline di multa a testa questa volta e 30 punti di penalizzazione. A me questo mi sembra un atteggiamento più che naturale di fronte a delle squadre che se si fanno la Super League distruggono i campionati, le leghe individuali di ogni nazione, perché mi dovete spiegare che senso ha per loro combattere per un posizionamento Champions quando poi la Champions non la fanno, comunque già sono in Super League, quindi che se ne fregano. Devo ancora capire questa cosa qua, se i giorni della Super League sono uguali ai giorni della Champions, ma potete mai farle tutte e due in queste competizioni? No, dovrete sceglierete quella là che vi dà più soldi, quindi la Super League perché ve la siete fatta voi, perché portate voi il pallone, e allora ci lasciate a noi la Champions, a noi i poveracci, e va bene ragazzi, io sono più contento così, uno dietro all'altro. Non riesco a fare un video che non sia di disamore e di delusione e di schifezza, è una cosa incredibile, ho mai vissuto un'estate così. Votta arrivare gli inizi di luglio che si può presentare Spalletti e possiamo vedere almeno che fa gli allenamenti con qualcuno, con Ciciretti che torna da noi, ma perché non ce la faccio proprio più, una dietro l'altra queste notizie. Allora noi ci guarderemo l'europeo sicuramente per vedere un po' di calcio giocato, per farvi sapere cosa ne pensano gli americani. Io questo farò sul canale, cosa ne pensano gli americani del calcio nostro, e ci facciamo due risate. Però io penso che mi guarderò il Leicester o il Leeds. Il Leeds ovviamente legato a Bielsa è interessante a livello tattico, il Leicester però mi fa impazzire perché è una di quelle squadre più piccole che poi riesci a vincere, che però dopo vinto non è che e se falliscono eccetera eccetera, si organizzano, costruiscono strutture eccetera eccetera e comunque sfiorano altri risultati incredibili nel futuro. Questi poi sono di colore blu, a me mi interessa questa cosa qua. Ah, si vede, non ci sono più le magliette, giustamente le usate per giocare. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lo lascio brevissimo perché non ce la faccio più. Brava la Premier League, Gravina non si può punire un'idea. Non avevamo dubbi, signori, non avevamo dubbi. Tarallucci ve li portate voi, il vino lo porto io. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa cosa qua. Tanto che voi ci sarà il solito che dirà rosicate. No, andatevela a fare la Super League, andatevela a fare e lasciateci in pace. Voglio fare la Serie C con squadrette così che si organizzano, che arrivano coi treni, coi pullman. Non voglio la gente che viene in aereo, voglio andate tranquilli, fatevi la vostra cosa, io guarderò i video degli youtuber che ne parleranno. A proposito, signori youtuber miei colleghi,
di cosa stiamo parlando in queste settimane, perché io mi rendo conto, voi cercate delle notizie, mercato eccetera eccetera, di queste schifezze qua pochissimi ne stanno parlando, non mi state piacendo. Qualcuno mi chiede ma perché non fai una bella petizione per capire, insomma, e organizza anche con gli youtuber più guarda che si potrebbe fare rumore. Io non sono nessuno, 9.000 iscritti e che muovo? Non muovo l'aria, muovo solamente l'ambito napoletano un pochino, ma ci sono youtuber pesantissimi con miliardi e miliardi, come diceva Tony Tammaro, di iscritti che potrebbero fare un sacco di rumore e invece non se ne fregano proprio. Peccato, un'occasione persa, perché qui e in questi momenti di schifezze, di soprusi, di menzogne, di cose, capito, brutte, che si potrebbe alzare la voce e si potrebbe dimostrare, come hanno fatto gli inglesi, di essere tifosi che al calcio ci tengono e non guardano solo il proprio orticello. I tifosi del Liverpool potevano pure dire ma che ce ne può, andiamo, ci divertiamo. No, hanno detto questo è il giorno in cui muore il Liverpool, è la fine della società. Così si dovrebbe reagire di fronte a una schifezza come la Super League, e invece no, in Italia ma va benissimo, quando mai è brutta la UEFA deve cambiare, sono brutti, che giochiamo a fare col Transport Sport? Perché c'è Amsic, devi giocare col Transport Sport, che c'è Amsic con la presentazione da gladiatore con la cresta di metallo. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.